Le locali delle sorelle Ramonda Montecchio, in maglia rossa, schierano il sestetto base con Gloria Zandonà, alzatrice, Silvia Chiurlotto, opposto, Rita Dallafina e Margherita Reniero, schiacciatrici, Laura Mosele e Vanessa Bortoli, centrali, Alice Velardita, libero. A capo dello staff tecnico sono il primo allenatore Giovanni Migliorini e il secondo Andrea Copiello. Avvio traumatico per le ragazze del Montecchio. Rita Dallafina, ricadendo dal muro, si infortuna la caviglia destra ed è costretta a lasciare il campo fra lo stupore generale. Al suo posto entra la banda numero 11, Gloria Stocco. Le ospiti dell'IPAG Verde Bio 90 in divisa blu con inserti biancorossi, allenate da Stefano Ferrari e Michele Battistella, giocano con Cinzia Fiore alzatrice, Francesca Mattiazzo opposto, il capitano Chiara Medea e Elisa Gastaldello schiacciatrici, Federica Gambalonga e Alicia Dinello centrali, Massimiliana Della Camera libero. Scambi iniziali contraddistinti dall'equilibrio, Reniero e Stocco rispondono agli attacchi di Medea e Gambalonga. Il muro vincente di Chiara Medea sulla fast della Bortoli dà il primo mini break al 90, ma la stessa Bortoli mette a segno una fast e un primo tempo, ristabilendo la parità sul 7-7. La battuta della Gambalonga mette in difficoltà la ricezione avversaria, l'attacco delle Castellane ha un passaggio a vuoto e le ospiti ne approfittano portandosi avanti sull'11-8 con la pipe vincente della Gastaldello. Accanto all'ottima Reniero, buono l'apporto in attacco della giovane Stocco, più volte a segno da posto 4 con intelligenza, senza forzare il colpo. Sul 13-12 per il 90, Rita Dallafina, dolorante, stringe i denti e rientra in campo. Dure, se andiamo a difendere il palleggio dure, e ricordiamo sulla seconda linea, sulla zona 6 mura, 2-4 corta, ma uno e gli altri vanno lunghi. Cresce il livello tecnico, la frazione si sviluppa in perfetto equilibrio coi colpi spettacolari di Dinello, Chiurlotto e di una straordinaria Margherita Reniero che tiene in partita le Castellane. Dallafina entra in azione mettendo a terra un bel lungolinea. Le ragazze di casa accelerano e fanno il break portandosi sul 22-18 coi punti di Gloria Zandonà, di Laura Mosele a muro e di Silvia Chiurlotto, a segno con un potente contrattacco dopo un'ottima difesa di Alice Velardita. Sembra fatta per il Montecchio, ma un attacco errato della Chiurlotto e due muri vincenti consecutivi di Chiara Medea su Dallafina rilanciano le ospiti che rientrano sul 22 pari. Un'invasione di Arianna Pianesi, subentrata alla Dinello, e un bel attacco sulla parallela della Medea prolungano l'equilibrio, 23-23. Il muro vincente dell'ottima Mosele sul contrattacco della Gastaldello procura al Montecchio la prima palla set, ma la Gastaldello si riscatta annullandola, 24 pari. Il finale dispensa tensione ed emozioni a piene mani. A proposito di mani, la Reniero cerca e trova quelle della Mattiazzo, poi il diagonale dell'opposto rossoblù esce di poco, chiudendo il primo parziale sul 26-24 per il Montecchio. Le squadre ripartono con la configurazione iniziale. La presenza importante di Rita Dallafina infonde sicurezza al Montecchio. Cresce il rendimento di Silvia Chiurlotto, sempre impeccabile la Reniero. Il 90 lotta con grande determinazione, spinto da Mattiazzo e Gambalonga. Fatica invece a passare con la Medea, ben contenuta dal muro castellano. Dopo essere andate alla prima pausa tecnica avanti sull'8-7, le locali subiscono il ritorno delle noventane, che passano a condurre sul 10-8 grazie ai contrattacchi vincenti di Medea e Mattiazzo e al primo tempo fuori della Mosele. La reazione del Montecchio è rabbiosa. La Reniero mura la Dinello, un ace della Mosele, uno stupendo contrattacco in diagonale della Chiurlotto, seguito dall'ennesima schiacciata micidiale della Reniero, proiettano le Castellane sul 14-11. Il muro vincente della Gambalonga sulla Chiurlotto riavvicina il 90 a -1, ma le padrone di casa martellano senza pause la difesa rossoblù con la Reniero e con la stoica Dallafina, perfezionando il break sul 19-14 col brutto errore in attacco della spenta Gastaldello, sostituita da Anna Speltoni. Chiara Medea e la neoentrata Speltoni provano a ridurre il gap, ma le ragazze di Migliorini non concedono nulla, colpendo con un potente contrattacco di Rita Dallafina e col primo tempo di Laura Mosele, che si esalta con due muri spettacolari sulla Medea. Le Castellane giocano sul velluto, deliziando il folto pubblico del Palacollodi e portano a buon fine la seconda frazione sul 25-19 col primo tempo vincente di Vanessa Bortoli. Coach Ferrari reinserisce la Gastaldello per la Speltoni e conferma la centrale Pianesi al posto della Dinello.
Il terzo set ripropone lo stesso copione dei precedenti, col punto a punto fino al primo timeout tecnico e qualche errore di troppo in battuta da ambo le parti. Nel Montecchio si mette in evidenza la giovane Bortoli, micidiale con la fast, supportata dall'ottima regia di Gloria Zandonà. Il 90 replica con Medea e Gambalonga, le più positive accanto al libero Della Camera, che compie difese prodigiose, ma le locali fanno il break portandosi sul 13-8 coi contrattacchi vincenti della Chiurlotto e dell'eccellente Mosele, autrice di 13 punti, di cui 6 a muro, la migliore in campo insieme alla Reniero. Dopo la seconda pausa obbligatoria, il 90 svanisce. Le castellane danno la spallata decisiva volando sul 22-14 con le bordate di Dallafina, Chiurlotto e con l'intelligente primo tempo della Mosele. Poi la Reniero va a segno con 2 contrattacchi ad alta precisione, suggellando sul 25-14 la vittoria delle sorelle Ramonda Montecchio. Loro partivano da 2 punti in più e noi, per restare aggrappate alla corsa playoff, dovevamo per forza vincere. Siamo partiti subito con l'infortunio di Rita Dallafina e per fortuna si è ripresa ed è riuscita a rientrare. Comunque bellissima partita da parte di tutte e un gran muro di difesa. Mancano ancora alcune partite di campionato e sarà fondamentale riuscire a giocare come abbiamo dimostrato stasera, perché nessun avversario sicuramente ci regalerà alcun punto e anzi andranno tutti in campo per riuscire ad avere la meglio su di noi, visto che quelle che abbiamo da perdere siamo solo noi e non le nostre avversarie. A partire poi dal prossimo weekend, che incontreremo il San Vito, un altro derby, e i derby hanno tutto un sapore particolare, per cui, ricordandoci tra l'altro l'andata, che alla fine non siamo riuscite a portare a casa il punteggio che avremmo voluto portare a casa. Siamo riusciti a preparare bene la partita, le ragazze sono state rispettose di quello che avevamo preparato e quindi grossa soddisfazione anche da parte nostra, dei tecnici. Per quanto riguarda il futuro del campionato, sappiamo che adesso dobbiamo lottare con le unghie e coi denti per mantenere questa posizione. Nelle prossime 3 partite abbiamo ancora 2 derby, lotteremo fino alla fine. Sono veramente pieno di entusiasmo e di felicità per il risultato che ha centrato questa nostra squadra che dal punto di vista dell'amministrazione comunale è un fiore all'occhiello. Il volley femminile Montecchio Maggiore col presidente Zigiotto veramente è un esempio per quanto riguarda lo sport montecchiano. Noi come amministrazione siamo, e come ho già detto più volte, spesso, volentieri, ho ripetuto, siamo al fianco della società, saremo al fianco sia in termini di aiuto per quello che si può fare dal punto di vista economico, ma soprattutto anche in termini di poter adeguare le strutture e far fronte alle esigenze della società. Loro operano moltissimo, non solo in maniera ottimale per quanto riguarda la categoria B2, ma soprattutto anche per tutto il settore giovanile. Questo è veramente una grande cosa e una grande attenzione che l'amministrazione comunale pone sul lavoro delle società. Noi ringraziamo il Presidente, ringraziamo la società per tutto quello che sta facendo, ringraziamo del grande secondo posto che hanno ottenuto in Coppa Italia, hanno portato il nostro nome in giro per l'Italia e noi siamo orgogliosi di loro e di tutto il lavoro che stanno facendo. Io devo fare un grossissimo ringraziamento alle atlete che si stanno comportando in modo meraviglioso, anche perché primariamente con la finalissima di Coppa Italia, dove siamo arrivati secondi, abbiamo compattato il gruppo in modo stupendo, le ragazze hanno dimostrato di voler arrivare a dei traguardi ambiziosi, il secondo posto della Coppa Italia ci gratifica moltissimo, anche perché abbiamo dimostrato anche nella finalissima di avere veramente delle ragazze che meritavano il primo posto e noi, io l'ho detto alle ragazze, per noi moralmente abbiamo vinto la Coppa Italia, perché da come sono andate le cose francamente devo dire che se lo meritavano. Comunque siamo orgogliosi del secondo posto, stasera era una partita importantissima per arrivare al secondo posto in classifica, adesso ci rimangono 3 partite ancora sicuramente difficili, nel senso che abbiamo 2 derby
e quindi dobbiamo tenere duro fino alla fine e dopo giocarcela ai playoff, dove che se continuiamo con questo spirito qua dovremo fare sicuramente una gran bella figura.